No, I'm not a writer. Buongiorno Italia, sabato qualcosa a dicembre, siamo io, colei che dice che il mio specchio la fa sembrare grassa. In realtà il mio specchio è perfetto. Il CP che è depresso perché le hanno ciulato il posto, vero CP? Ma dai, guarda che tu hai il tuo posto, ti ho messo anche la copertina di lana, dai! E dove stiamo andando? Nel posto segreto, no? Nelle secche del tagliamento dove eravamo andati qui zingani che però hanno detto no, non dire in giro dove è quel posto, gne. Cioè il posto della puntina inesistente stiamo andando, cioè un wild estremo, un giorno ci faremo anche un raduno o qualcosa. Terreno ultra impaltanato, prendiamo la rincorsa e via. Sì, dai, in seconda, in terza, forse meglio in terza. Vai che ce la fai con i tuoi Ringo Boys, e ce l'abbiamo fatta, non ci siamo impaltanati. Giusto un po' cagati addosso di rimanere lì, ma sai, fa parte del mestiere. No, qua ci smerdiamo proprio, niente, facciamo retro, porca troia. Proviamo di qua, mal che vada la facciamo tutta in retro, porca miseriazza. Ok, niente, facciamoci tutta sta bella stradina in retro. Tutta in retro, anche i vetri spazi, perché il CP mi fa tutte le cose da CP quando vedi i gatti, le sue cose dopo. Queste inversioni ad U un po' estreme, un po' da wild, un po' da sfingano, porca troia. E dove abitiamo oggi? Dopo l'impaltanamento? Acca! In una pista da cross. Se non ho ragione, occhio sottopasso del cacchio. Ah no, ci passiamo, alla grande, è lussa. girarsi qua no, vero? Io non mi fiderei. Non mi ispira. Addio.
sta qua, porca troia, dai. Bene, fortuna che stranamente ho avuto anche il buon senso, no? Quindi niente, sono tornato indietro perché poi veramente rimanevi infossato di brutto nei sassi. E quindi siamo qua... Nel nulla. Sì, nel nulla, ma nel nulla non carino che c'è uno spiazzo da buttarsi, se no mi buttavo anche qua, no? Che me frega. Quindi adesso dai, ritorniamo subito indietro. Tempo che il CP fa le sue cose a CP là in mezzo al wild estremo. Vero CP? Dove sei? Sei nel wild estremo? Eccola là. Vedi? È nel wild estremo il CP. E niente, dai, boh, non so, riproviamo. Ok, il fuoco lo faremo qua, questo è più o meno il primo legnetto e dopo di qua andiamo a trovare gli altri. Per fortuna c'è l'aiuto di CP che così insomma andiamo avanti, no? Ci prepara i bacchetti. Mi dispiace solo non aver parcheggiato proprio in mezzo al wild dove si andava di solito perché vedi siamo praticamente all'entrata, no? Però vabbè, la Alessia non c'è mai stata, quindi per lei è già una figata così, capito? Questo è un bel alberello, guarda, alla grande qua. Trovo un cadavere. Quindi troviamo un cadavere? Beh, l'altra volta, cioè, con tutto il rispetto ovviamente, io e Betting in Brussa... Sì, sì, no, quindi... che inciampi nella mano come fanno vedere nelle ricostruzioni. Allora, questa è la nostra scorta, diciamo, in realtà... Il falò, vedi, l'abbiamo già preparato, è lì, cioè all'inizio falò, che sembra piccolo, io vedo dalla fotocamera, no? In realtà no, non è piccolo, dai, c'è già un bel fuocherello. In più qua abbiamo il panevin e adesso andiamo qua a fare una camminata. Gli ho detto, donna, vieni che andiamo a vederci il tramonto qua nella savana, guarda che savana. E guarda che donna, guarda che razzi tronconi, guarda come lo tiene il troncone. Ma non è che abbiamo ostruito la strada a qualcuno, adesso passa qualcuno, noi ci abbiamo messo il falò in mezzo? Scaldiamo i pinini, deve solo ringraziarci. Ma sì, dai, scaldiamo sotto, fa freddo, senti, no? Dai. L'unica cosa brutta, proprio l'unica, effettivamente noi non vediamo niente, cioè neanche dal camper, no? Quindi siamo proprio in mezzo alla nature. Però, ciò nonostante, diciamo, si sentono i rumori delle macchine nella strada, no? Mentre dove eravamo andati di là l'altra volta, eravamo proprio mimetizzati in mezzo al niente più totale, ma ci torneremo qui Zingali, che sono quelli che alla fine ci hanno fatto scoprire sto posto e via. Buongiorno Italia, wow. Comunque gira e rimissi abbiamo trovato tanti alberi morti caduti lungo la strada, quindi sì, legna ne abbiamo. Ecco qua la padrona che mi dice non chiacchierare, raccogli la legna, porca troia! Vero amore? Non fare le cose da femmina, fare le cose da maschio per me. Nel wild doom.
col CP e l'amorosa. Ho tipo, siccome non sono più abituato a fare attività fisica, no? Tipo un male alla milza, no? E d'altronde abbiamo fatto la zona Jesolo fino in Africa. Era là l'Africa, vedi? L'Africa. Finiamo qua? Se abitiamo qua è fattibile, che così là abbiamo le montagne. Lì abbiamo il sole che tramonta, quindi domani mattina sorge e quello è tutto il nostro giardino. Non sarebbe male. Allora noi adesso rifacciamo la strada indietro, vediamo di spianare quel montagnone lì che c'era in modo da attraversarlo. Perché resti infossato, no? Te capi? Io non vorrei rimanere infossato come nei primi video che siamo andati qui zingani. Non l'avevo ripreso quella volta, però cazzo quanto ho riso quella volta. Quanto ho riso! Vero CP? È venuta anche lei, ha sentito quanto hai riso, ha detto voglio controllare quanto hai riso. E questa è la vastità di quanto ho riso, CP. Ok, ho visto la situation e niente, prendiamo la rincorsa, sto tutto a destra, ce la facciamo. Mal che vada, stiamo lì a scavare, cioè il tratto non è enorme, capito? Sa tipo 4 metri, quindi... Ok, partenza via! Allora, teniamoci almeno in seconda, almeno. Meglio forse, cazzo, si è già raffreddato il motore, meglio forse sarebbe in terza, no, seconda al tiro di giri. In modo a non sgomattare. Ale, togliti. Adesso ci sarà la parte dove avevamo visto i sgommattamenti e ci teniamo tutti sulla destra. Ciao bella! Oh, grande! Grande! Non hai idea! Vabbè, ripeto, non era tanto, quindi se ci fossavamo ci disinfossavamo. Dai che dopo se la rottura devi chiamare qualcuno e devi anche pagarlo, hai capito? Quindi insomma non è proprio il massimo, insomma, ecco dai. Comunque ecco ci arrivati, questa è la nostra nuova casa, decisamente più carina e ci mettiamo col musetto dentro di qua, anche massata. Non troppo perché dopo là c'è faltano. Qua, così. Eccola. E questo è il panoramation di domani. Buongiorno Italia. Quindi per cui rifacciamo ragazzo, rifacciamo dove abito oggi. Bam. Acá. In the wild. Oh, decisamente molto meglio. Decisamente più in the wild. Leggermente un po' in mezzo al cazzo, ma cosa vuoi che ti dica? Guarda la donna, mi sembra tipo, sai quelle vignette, no? Che c'era tipo l'uomo con le mani in tasca e la donna con tutte le fasce di legna in groppa, non so se l'hai vista, ecco, ho rivissuto anche quella vignetta. Posso ritenermi completo adesso? Aspetta, va che spengo, se no mi incula. Fiatone. Allora va, c'è sto tramonto stupendo e abbiamo chilometri e chilometri di wild solo nostro, perché non c'è nessun altro camper, non c'è niente di niente. Giustamente non tutti sono scemi a fare la strada di sassi che abbiamo fatto, però insomma mi devo ripigliare un attimo. Allora perché mi devo ripigliare? Perché abbiamo fatto una scorta di legna tipo per 3 giorni H24 non stop, no? Quindi adesso metto l'oscurante al piccio, no? Al camper, alla casa, e dopo accendiamo immediatamente lo fuoco. Wow, che razza di cacchio figata! Adesso accendiamo il fuoco e ideona anche il tavolino, ci sta. E quello è il crack che hai sentito, era la bozza di prosecco. È viva ancora? Sì, ma è viva, non preoccuparti.